ora in onda Potere al Popolo. Lefebvriani e Scisma. Sono stati consacrati in Svizzera i 4 vescovi. Il leader Don Pagliarani pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa. Così sono aperti tutti quanti i siti internet. Questo era il Corriere Repubblica. I lefebbriani sfidano il Papa, ribelli in nome di Dio. 4 nuovi vescovi ora la scomunica. Sul sito di Repubblica, in particolare l'Egitto, il caso di Nessi Guerra, è stata in caserma e poi rilasciata. La polizia ha chiesto di vedere la bambina e poi Repubblica pubblica le carte, il ricorso della donna, rapporto inesistente, testimoni minacciati. Poi naturalmente ovunque la legge elettorale, il muro di Forza Italia e Lega sulle preferenze fa fallire il vertice di maggioranza. Questo e d'altro nella nostra giornata di comunicazione. Ancora il buongiorno da Sammy Varin nella nostra seconda parte di Mattinata Insieme. Tra pochissimo parleremo del terzo Festival Nazionale della Canzone Italiana di Luino, provincia di Varese, anni 60, 70, 80. È in arrivo in ottobre e forse c'è ancora qualche posto libero. Già, ne parleremo con l'organizzatore Gianfranco Mulas, ma avremo anche musica rock con i Nova Blue. La loro bella canzone si intitola Muoio di fame, ma che tipo di fame? Lo scopriremo insieme. Prima però subito il collegamento con il Parlamento. Ci colleghiamo con il parlamentare Centemero. Qui Parlamento. Grazie signor Presidente, molto difficile intervenire dopo il fervore del collega Pella, però insomma in questa giornata torrida cercherò di rinfrescare un po' il clima. E il dibattito in queste settimane si è concentrato quasi esclusivamente sulla mancata uscita dalla procedura di infrazione per via del deficit, signor Presidente. Prima di entrare nel merito degli impegni previsti dalla risoluzione, credo sia giusto iniziare questo mio intervento ricordando che per l'anno 2025 avevamo previsto un deficit del 3,3% e il dato definitivo si è fermato al 3,1%, quindi un livello inferiore dello 0,2 rispetto alle nostre previsioni. Ciò significa che il rientro verso la soglia del 3% sta avvenendo ad un ritmo più sostenuto di quanto inizialmente programmato, e questa deve essere la premessa ad ogni nostra ulteriore riflessione. Abbiamo fatto meglio di quanto programmato. Il deficit doveva essere il 3,3, invece si è ridotto al 3,1, e permettetemi di ricordare che quando questo governo si è insediato il rapporto deficit-PIL era all'8,1%. Abbiamo registrato la più forte correzione del disavanzo della storia della Repubblica. Ma i risultati positivi sul piano della finanza pubblica, raggiunti grazie all'operato del Ministro dell'Economia Giorgetti, di tutto il Governo, che ha riportato solidità e credibilità al nostro Paese, non sono limitati al deficit. Con una decisione storica quasi impensabile fino a qualche anno fa, Moody's ha promosso il rating sovrano dell'Italia dopo quasi 25 anni, un quarto di secolo. L'Italia ha chiuso il 2025 con un avanzo statale primario di circa 17 miliardi di euro. Il nostro Paese, di fatto, è l'unico del G7 ad essere riuscito, dopo Covid, a riportare in attivo i propri conti pubblici prima del pagamento degli interessi. E questo è un capitale anche reputazionale che sta facendo bene al Paese e che non dobbiamo disperdere. E lo dico sia alla maggioranza sia ai colleghi dell'opposizione. Nonostante questi dati, però, non siamo riusciti a uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, il famoso 3%. Ma com'è nato questo famoso 3%? Dobbiamo ricordare che l'inventore di tale parametro lo ammise senza troppi giri di parole. Si tratta di un numero che non ha alcun valore matematico. Stiamo parlando dell'economista Abey, in forza al Ministero francese delle Finanze del governo Mitterrand. In un'intervista del 2012 alle Parisienne, Abey affermò di avere inventato il limite del 3% al rapporto deficit-PIL senza alcuna analisi teorica.
Mitterrand aveva bisogno di una regola facile da opporre ai ministri che si presentavano nel suo ufficio chiedendo risorse. Questa regola, nata quasi per caso per la Francia, fu poi adottata anche per il resto d'Europa, diventando un totem praticamente intoccabile. E parafrasando Bertolt Brecht, il Galileo, direi che misero è il mondo che ha bisogno di totem. Se ai burocrati europei tutto questo non basta, allora il centrodestra deve far valere la forza dell'interesse nazionale rispetto all'interesse dell'UE. In Europa, padroni a casa nostra, era il titolo della grande manifestazione che la Lega ha tenuto a Milano il 18 aprile scorso. La cosa fondamentale è trovare le risorse per permetterci di far fronte all'aumento dei costi energetici. I nostri cittadini e le nostre imprese non potrebbero mai capire perché il patto di stabilità è stato sospeso in 16 paesi europei a fronte degli armamenti, ma non si valuti lo stesso trattamento per i costi dell'energia. In questo momento giustamente l'Europa si preoccupa del tema della difesa, ma non potremmo mai accettare che la Commissione europea non valuti allo stesso modo il problema di far fronte alla crisi energetica derivante dalla crisi in Medio Oriente. Quindi la nostra posizione, che ribadiamo anche in questa risoluzione, è semplice. Le spese indotte dal conflitto in Medio Oriente devono essere trattate allo stesso modo delle spese indotte dal conflitto in Ucraina. Chiedere di derogare al patto di stabilità non è un'eresia portata avanti dalla Lega, ma una possibilità prevista proprio dalle regole comunitarie. L'attivazione della clausola di salvaguardia del patto di stabilità dopo la riforma del 2024 non è soltanto quella generale, ovvero che vale per tutti i paesi UE, già applicata nel 2020 per la crisi economica causata da Covid, ma anche quella nazionale, cioè attivabile singolarmente da uno Stato. Questa in pratica è l'unica grande novità del patto riformato e rappresenta il raggiungimento di quella flessibilità di cui era completamente priva la precedente versione del patto di stabilità e crescita. L'attivazione della clausola nazionale, prevista dall'articolo 26 del regolamento, richiede il verificarsi di circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro, che abbiano un impatto rilevante sulle finanze pubbliche, stimato attorno all'1,5% del PIL, intorno ai 30 miliardi per l'Italia. Con una guerra lunga che dovesse arrivare a fine anno, potremmo trovarci nella più gravi crisi energetica della storia. E allora cosa di più eccezionale e al di fuori del controllo di uno degli shock dei prezzi energetici, che peraltro impatti in modo asimmetrico e disomogeneo sui singoli Stati membri, in dipendenza del loro specifico mix di approvvigionamento. Non stiamo chiedendo nulla di strano. Ora vorrei fare qualche riflessione anche sul primo impegno previsto dalla risoluzione, perché sicuramente una sospensione del patto di stabilità di cui ho parlato potrebbe aiutare cittadini e imprese a far fronte agli effetti della crisi energetica, ma c'è anche un altro tema su cui come Lega vorremmo invitare a riflettere e su cui auspichiamo l'apertura di un dibattito, il tema del gas russo. Sappiamo perfettamente che le sanzioni economiche alla Russia sono determinate dal fatto che dobbiamo colpire un paese aggressore e stare col paese aggredito. Abbiamo votato tutti i provvedimenti a sostegno dell'Ucraina e lo rivendichiamo con orgoglio. Però su questa vicenda non possiamo non rilevare una grandissima ipocrisia. Da una parte l'UE dice di sostenere le sanzioni contro Mosca, ma dall'altra non si fa problemi nel comprare grandissime quantità di gas russo. Nessuno dei 27 paesi europei potrebbe acquistare fonti fossili dal Cremlino, ma in realtà le sanzioni non soltanto sono state aggirate, ma spesso le forniture avvengono alla luce del sole. E non mi riferisco solo a quelle che beneficiano via gasdotto Ungheria e Repubblica Ceca, ma soprattutto agli acquisti di Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. Nel 2025 la Russia è stata per l'Europa il secondo fornitore dopo gli Stati Uniti di gas naturale, con un volume di 15 milioni di tonnellate, con una quota pari al 16% del fabbisogno europeo. Ma chi ha riempito i propri stoccaggi col GNL di Mosca, il 41%, è stato acquisito dalla Francia, il 28% dal Belgio, il 20% dalla Spagna, il 9% dai Paesi Bassi. Queste forniture hanno generato 7,2 miliardi di euro di introiti per la Russia. Le consegne di gas naturale liquefatto in Spagna sono aumentate a marzo del 123% rispetto all'anno precedente e ora Mosca è il terzo fornitore di Madrid, con una quota di mercato pari al 26%. Come nel caso della sospensione del patto di stabilità, la bussola che dovrebbe ispirare le nostre scelte dovrebbe essere semplicemente l'interesse dei nostri cittadini.
La crisi energetica colpisce soprattutto dove c'è un tessuto industriale più fitto e bisogna aiutare quelle imprese che creano ricchezza e che rischiano di perdere in competitività, perché se non produci ricchezza non puoi nemmeno distribuirla a chi è meno agiato. Ma se vogliamo davvero risolvere alla radice il problema del caro energia, il tema del nucleare di ultima generazione non può più essere eluso. Dal 2022 fino ad oggi il nostro Paese ha adottato misure per abbattere i costi d'energia per un valore che supera i 100 miliardi di euro, compresi i 5 miliardi dell'ultimo decreto bollette per sostenere famiglie e imprese. Non proprio briciole, ma l'Italia, pur essendo tra i paesi che ha stanziato più risorse per contrastare il caro energia, si è trovata comunque ad avere le bollette più care. Secondo uno studio di Confindustria, citato anche da Mario Draghi, le imprese italiane hanno pagato l'elettricità l'87% in più rispetto alla Francia e il 70% in più della Spagna. Questi numeri ci aiutano a capire il possibile risparmio per le famiglie e le imprese con ricorso al nucleare pulito e sicuro anche nel nostro Paese. Su questo punto, che era contenuto nel programma elettorale del centrodestra, abbiamo vinto le elezioni politiche del 2022 e su questo punto vogliamo lavorare. Il ritorno al nucleare è indispensabile e in questa fase storica l'energia è diventata una commodity fondamentale. L'energia è un'infrastruttura strategica, peraltro interdipendente con quello che è il vapore della nuova rivoluzione industriale, l'intelligenza artificiale, e non possiamo prescindere dal nuovo piano industriale dal punto di vista energetico per il Paese. Grazie, signor Presidente. Grazie a lei. Qui Parlamento. Come è bello sognare, è bello viaggiare in tutto il mondo. L'agonita gioia e se ne va la noia. Luino è nel mio cuore fin da quando ero bambina. Andavo canticchiando dal molo al mio giardino. Al Clerici sognavo insieme a te. Luino dove, sul lago Maggiore. È un viaggio d'amore, il viaggio del cuore. Luino con te, è musica amore. Luino ti ama, Luino ti sogna, Luino che canta, Luino dà gioia. A me piace questa radio, primo perché siamo territoriali, secondo perché vi facciamo sentire le cose che stiamo preparando, che stanno preparando in quel di Luino, in provincia di Varese, un posto da visitare sul lago, ragazzi, sono quei posti belli che fanno bene alla salute. In questo caso un motivo in più per andare a Luino, perché si sta preparando il terzo Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60, 70, 80, con questa canzone Luino ti ama, che come avete ascoltato si sta imbastendo lentamente grazie ai cognomi Mulas, Daiano, Viviani, Rocchetti. Vi ricordano qualcosa? Fammi salutare con noi l'organizzatore Gianfranco Mulas. Grazie Sammy, buongiorno a tutti, grazie. Tu hai mandato in onda quella che sarà la sigla del Festival della Canzone Nazionale degli anni 60, 70, 80, però ancora è in fase di elaborazione quella canzone, perché la canterà intanto Elisabetta Viviani. Santino Rocchetti in quel caso ha fatto da voce guida
all'Elisabetta, quindi noi andiamo in sala registrazione all'8 di luglio, e quindi sarà pronta entro fine mese con tutto il mixaggio giusto, i cori, eccetera, eccetera, e quindi sarà poi pronta per essere divulgata la canzone Lui non ti ama, che l'ho scritta io assieme a Claudio Daiano, grandissimo autore di canzoni, ricordiamo l'Isola di White, Sei bellissima, Un pugno di sabbia, autore di innumerevoli canzoni, e personalmente credo che sia veramente molto molto bella. È Quindi, simpaticissima, ma soprattutto, simpatica. perdonami Gianfranco, è una dichiarazione d'amore per il territorio, per la terra Certo, di Luino, certo. e devo dire anche per la musica, perché adesso trasmettiamo la locandina di questo festival che si terrà il 10 ottobre 2026 alle ore 21 proprio a Luino, al Teatro Sociale. Signori, e questa è un'altra dichiarazione d'amore per la musica anni 60, 70, 80, che poi è anche la musica di oggi, signori, perché questa è la musica davvero immortale. Cosa state preparando? Pensa che i giovani oggi, quando si vogliono divertire veramente con la musica, mettono la musica degli anni 60-70, quindi anche loro, pur apprezzando i trip, i trop, i strap, tutta quella musica lì, però quando hanno voglia di divertirsi, di fare una serata bella di musica, mettono magari ti mettono Battisti, magari ti mettono Venditti, magari ti mettono Claudio Baglioni, insomma tutta quella bella musica che a noi in Italia ci ha reso veramente felici della canzone italiana. Quindi quindi noi il 10 di ottobre presentiamo il terzo anno del Festival della Canzone Nazionale. Abbiamo un ricco cast di personaggi, a partire dai Cugini di Campagna, Male, Dick Dick, Dario Baldambembo, Daniele Montenero dei Romans, Giampieretti, Donatello, insomma c'è veramente un cast quest'anno eccezionale, Michele, insomma, e per la prima volta quest'anno assegneremo il primo premio alla canzone nazionale, quindi sarà sarà il pubblico a votare la canzone. Dopodiché penso, sono ancora in diretta o è andata via la comunicazione? No, ti sto ascoltando e stiamo trasmettendo anche il trofeo che distribuirai al primo classificato a questo festival di Luino. Allora, fammi capire bene, quindi sarà il pubblico, sarete voi, saremo noi, perché tra pubblico ci sarò anch'io, te lo dico subito, certo. Non posso mancare assolutamente, saremo noi a decidere chi vincerà questo festival di Luino. Ci sarà una votazione da parte del pubblico, ma come facciamo? Ad alzata di mano, per acclamazione, per applauso? No, saranno distribuiti fogli con tutta la scaletta di tutti gli artisti, con a fianco la canzone oggetto di votazione, perché ogni artista canterà 2 canzoni, una diciamo per il piacere di ascoltare l'artista, e la seconda è oggetto di votazione. Quindi il pubblico avrà questa cartelletta con su il nome dell'artista in ordine proprio di uscita della serata, e a fianco c'è la canzone. Si darà un voto dall'1 al 5 e al termine della serata delle ragazze raccoglieranno questi fogli e consegneranno alla giuria. La giuria è composta intanto dal notaio, che è Carmelo Candore, notaio di Arcisate in provincia di Varese, che sarà presente lui appunto per testimoniare la veridicità del premio, insomma del vincitore. Ma in giuria ci sarà anche Sabrina Musiani, nota conduttrice di Antenna 3, e Claudio Daiano, noto autore delle più grandi canzoni italiane.
Il loro compito qual è? Non è certamente determinante il loro voto, loro sono determinanti nel caso in cui ci fossero degli ex aequo, e io penso che 2 o 3 ex aequo noi li avremo, ne sono convinto che ci sarà qualche ex aequo sicuro. Senti, Quindi ma allora loro... quanti ne hai preparati di questi trofei che stiamo inquadrando? Perché ci sono gli esequo e No, si picchiano. ce n'è solo uno. La giuria, dicevo, ha questo compito oneroso, nel caso in cui ci fossero degli esequo, di stabilire loro chi sarà il vincitore. Quindi saranno loro poi, nel caso in cui ci fosse un esequo, dire ha vinto Tizio o ha vinto Caio, senza dire ovviamente chi sono in esequo. Però io mi auguro che non ci sia, in modo tale che sia il pubblico a decretare il vincitore. Signori, sarà durissima, perché, ripeto, allora per la prima volta sarete voi che interverrete sabato 10 ottobre alle ore 21 al Teatro Sociale di Luino per questo festival anni 60, 70, 80. Sarete voi a decretare il vincitore tra personaggi che hanno fatto la storia della musica italiana, da Don Bachi a Mala, i Dick Dick, i Daniel Santa Cruz. Cioè, ragazzi, qui è quasi impossibile decretare chi sia il migliore. Sono tutti dei grandissimi. Diventerete dei veri e propri giudici, ed è un qualcosa che non vi è mai capitato, signori. Per cui a questo punto, Gianfranco, qui dobbiamo fare le cose serie. Diciamo chiaramente, se uno adesso telefona, perché tra poco darò un numero di telefono, se uno adesso telefona al numero che darò, c'è ancora qualche posto oppure no? Abbiamo pochissimi posti, posso anche dire i numeri, abbiamo 6 o 7 posti ancora liberi in platea. Urca! E invece abbiamo ancora posti liberi in galleria. Platea siamo quasi esauriti, abbiamo 4-5 posti ancora in platea, poi non c'è più spazio neanche per uno spillo. In galleria abbiamo ancora disponibilità, però ripeto, siamo il 1° di luglio, quindi anche la galleria, io penso che entro luglio sarà completa anche la galleria. Quindi, fantastico, anche perché questi sono eventi che succedono una volta ogni tanto. Vedere così tanti artisti anni 60, 70, 80 tutti insieme non è da tutti, e nello stesso tempo una serata a Luino sul lago, romantico. Io vi consiglio prima della serata una bella cenettina, anche perché nei ristoranti della zona del teatro al 90% incontrerete gli artisti che qualche ora dopo canteranno al teatro, quindi non dico niente, ma sono tutti lì intorno che cenano. Allora, gli artisti già dal primo pomeriggio sono in teatro, perché intanto alcuni ci hanno chiesto, alcuni bar ci hanno chiesto se possiamo portarli qualcuno così da far vedere fantastico il pubblico, quindi qualcuno andremo con qualcuno degli artisti in giro per il territorio. Poi abbiamo le prove, perché quest'anno sono anche tanti, ma poi abbiamo anche una ricca cerimonia di apertura nel festival, quindi con dei balletti, delle coreografie interessanti, molto, molto simpatiche, quindi abbiamo un grande lavoro. Però lo spazio di andare a prendere un caffè piuttosto che l'aperitivo in qualche bar c'è, da parte dei nostri artisti che sono già stati avvisati di questo, insomma, che si devono prestare, andare. Ma minimo, e loro sono ben felici, anche per è minimo, anche poi nello stesso teatro a un certo punto scenderanno giù dal palco, vi verranno a salutare, faranno gli autografi, quindi state veramente tranquilli, popolo di Radio Libertà. A questo punto io do il numero di telefono, come ha detto Gianfranco, pochissimi posti ancora in platea, ma in galleria, dove comunque si vede splendidamente anche da lì, è stupendo. Numero di telefono 346 10 53 876, ripeto
346. C'è anche un altro numero Sì. che si può dare tranquillamente. 347 83 28 100. Ripeto, 347 83 28 100 oppure 346 10 53 876 per prenotare la serata del 10 ottobre, sabato ore 21, questo bellissimo concerto non stop a Luino. Voglio solo ricordare che i presentatori sono confermati, che sono Ettore Andenna ed Elisabetta Viviani. E vai! Quindi sono confermati dall'anno scorso, quest'anno, e quindi Elisabetta Viviani poi in occasione della serata ci canterà la canzone che noi abbiamo scritto per il festival e poi anche per tutta Luino, non è solo per il festival perché parliamo di Luino in genere, quindi è anche per Luino. Elisabetta Viviani la presenterà in forma ufficiale quella sera, insomma. Chiaramente io ve l'ho fatta sentire ancora da imbastire con la voce guida, ma appena esce Gianfranco mandamela che la trasmetto. Era la voce guida del bravissimo Santino Rocchetti che dava le indicazioni, in quel caso Forte. Elisabetta Viviani dava la tonalità all'Elisabetta Viviani. Ecco, quella lì tu come al solito dai subito le anticipazioni. Non resistevo, era impossibile resistere. Era impossibile resistere. Gianfranco Mulas! Oh, grazie. Posso altro dirti? Nulla, non posso più dirti nient'altro. Buon lavoro. Ci vediamo al 10 di ottobre, ci vediamo al Teatro Sociale di Luino. Grazie, bel divertimento, bellissima musica. Grazie. Ciao Gianfranco, buona estate. Ciao, grazie anche a te. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, questo è il momento di prenotare l'olio extravergine di oliva Acerbis. Adesso l'olio il principe indiscusso della tavola. Stanno arrivando da ogni dove sulle sponde del lago di Garda per prenotare, per portarsi a casa, per assaporare il nostro olio Acerbis. E voi potete farlo, chi è cliente sa benissimo di cosa stiamo parlando. Con 84 euro ricevere, prenotando l'imbottigliamento, perché noi facciamo solo prodotto fresco, o per maggio o per giugno, per fine giugno, 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro. 84 euro. Il trasporto non lo pagate, ma dovete prenotarlo perché facciamo un prodotto freschissimo. Chiamate 030 68 44 08 oppure potete ordinare tramite il sito olioacerbis.com. E già che siete lì sul sito, buttate un occhio alla linea cosmetica, dove trovate che d'estate, in primavera, la crema alla bava di lumache o dermiche biologica Rimas in soluzione all'80%. Andate a vedere una crema Rimas biologica, scottature, psorisi, dermatiti, cuperose, 35 euro. 3 creme, 79 euro, trasporto gratuito. Fate voi, visitate olioacerbis.com oppure 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Interrompiamo la normale programmazione per un aggiornamento urgente. Nelle ultime ore un fenomeno globale sta alterando il comportamento umano. Sempre più persone mostrano segnali evidenti di perdita di controllo, guidate da impulsi primordiali e incontrollabili. Non si tratta di panico, non si tratta di follia. Signori, questa è fame. Tratta come una zanzara dalla pelle. Se non reggo la pressione non fa
voglio carne selvaggina, muscolo teso, fascia equina. Non mi basta, non mi calma. So cosa mi muove, so cosa mi muove. Non sono sola, una fame che mi guida. Lascio per strada tracce di saliva e non mi pento del sangue che cola all'orecchio. Muoio di fame. A tratti come una falena con la luce, la sento dentro questa fame che distrugge. La ferita si ricuce compromessa, il silenzio rimbombante cresce in testa. Non mi basta, non mi cambia. So cosa mi muove, so cosa mi muove. Non sono sola, una fame che mi guida. Lascio per strada tracce di saliva e non mi pento del sangue che cola all'orecchio. Muoio di fame. Non sono sola, una fame che mi guida. Lascio per strada tracce di saliva e non mi pento del sangue che cola all'orecchio. Muoio di fame, muoio di fame, muoio di fame, muoio di fame. Sono in Nova Blue con Muoio di fame, roba buona, roba rock che ti fa venire fame, ma non di cibo. Abbiamo con noi Chris, il chitarrista. Buongiorno. Ciao, Bene? buongiorno. Un po' di fame mi è venuta, devo dire. Chris, ma Siamo sotto pranzo, l'orario perfetto per mandare il nostro brano. voi mi sa che intendavate un altro tipo di fame. Qui naturalmente i nostri ascoltatori stanno spaziando, qualcuno pensa male. Certo che nel vostro video che abbiamo trasmesso a un certo punto c'è un tizio in mutande che penetra nella scena. Che cosa rappresenta esattamente? Quale fame ci sta venendo, Chris? Allora, intanto saluto tutti quanti, ti ringrazio di averci ospitati. Allora, quel ragazzo in mutande che entra nella scena così rappresenta la fame che tutti noi abbiamo di l'ambizione che abbiamo verso il futuro. È soprattutto una cosa che, diciamo, accomuna tutti noi ragazzi che cerchiamo di crearci un percorso, di crearci una strada nel mondo di oggi, e questa fame che ci accomuna è rappresentata appunto da questo ragazzo affamato, impazzito, che è affetto dalla fame, che abbiamo cercato di rappresentare con questo rock aggressivo e un po' anni 90. Cioè, guardate che voi pensavate male, chiaramente, perché siete un po' porconcelli come ascoltatori, però veramente è bella potente questa canzone, rappresenta davvero la fame di vita, la fame di futuro, la fame
diciamolo, anche di carriera, di positività, di soldi, di denaro? Speriamo di no, però almeno il minimo poter sopravvivere, non morire appunto di fame. È una cosa bella, è una cosa che dobbiamo avere tutti noi e che dovete avere voi giovani. E qui parliamo di quale età, Chris? Qual è la vostra età media nel vostro gruppo? Allora, l'età media è sui 21-22, perché il bassista è il più piccolo, che è del 2005 e ha quindi 20 anni. Poi Dai. abbiamo il batterista 21, la cantante 22 e io che ne ho 24. Allora, bisogna Sono il nominarli. più vecchio della band. Chris, Sono il più vecchio della band. Chris, vecchietto, nominiamoli tutti, dai, dai. Allora, c'è Chris, Allora, Camilla. Camilla Di Donato alla voce, Davide Gemini alla batteria, Simone Grassi al basso e io sono Gabriele Motta. Che storie. E tutti quanti insieme, possiamo dirlo, avete Siamo vinto. in Nova Blu. Avete vinto Sanremo Rock 2025. Yes, sì, abbiamo vinto Sanremo Rock l'anno scorso, a settembre, è stato incredibile. Abbiamo suonato 2 sere di seguito all'Ariston, è stato incredibile. Immagino. E qui se ne parliamo come nulla fosse, ma lo vogliamo dire perché, Chris, ci stanno ascoltando tantissimi colleghi che fanno musica, giovani, meno giovani. Io ogni mezz'ora trasmetto un artista indipendente, quindi quelli famosi, quelli che girano su Radio Italia, su RTL, non hanno bisogno di essere trasmessi da Radio Libertà, capito? Io trasmetto quelli che fanno più fatica a entrare in queste grasse programmazioni. Vogliamo dirlo, Chris, il passaggio, arrivare a Sanremo Rock, partecipare alle finali, arrivare in finale e vincere, cioè quali emozioni, quali fotografie ti si presentano davanti al solo pensarci? No, è stata un'esperienza incredibile, è stato bellissimo e la soddisfazione di riuscire ad arrivare in finale e vincerla è stato fortissimo, è stata una cosa fortissima. Noi abbiamo fatto le prime selezioni a Desio, perché noi siamo di Milano, della provincia di Milano, poi le seconde selezioni a Ferrara, poi siamo andati all'Ariston con la prima semifinale e poi la finale di nuovo all'Ariston. È stato incredibile, cioè è stato un sacco emozionante, eravamo lì sul palco dell'Ariston, che comunque è il palco dell'Ariston, cioè capiamoci, cioè anche la tensione di stare su quel palco non era poca, ecco. Però l'abbiamo gestita, nonostante comunque siamo giovani, l'abbiamo gestita e ci siamo divertiti. Noi abbiamo cercato di divertirci il più possibile sul palco e questa cosa probabilmente si è vista da fuori ed è stata premiata. Ma sbirciandovi su Instagram cercate Nova Blu, è facile da trovare su Instagram. Mi pare di vedere che vi divertite abbastanza anche nei live, ad esempio ai magazzini generali. Assolutamente, ma noi viviamo di live, cioè nel senso, viviamo emotivamente di live, cioè se non ci fosse quella parte lì probabilmente non faremmo questo lavoro. È proprio una necessità che abbiamo, è la roba che ci accomuna tanto. Noi suoniamo assieme da 2 anni e avremo fatto una 50ina di live ovunque, dal posto più sgrauso ai magazzini generali, all'Ariston, ed è fantastico. Infatti la cosa il modo in cui riusciamo a connetterci così tanto con il nostro pubblico, anche se non è vastissimo, è proprio il live, cioè si riesce a creare un legame che è incredibile. E ad esempio ai magazzini questa cosa si è vista anche lì e ci siamo divertiti un sacco perché guardateli su Instagram, cercate Nova Blu e vedete che filmati. Cosa suonate dal vivo? Avete un vostro repertorio? Suonate altri classici rock? Cosa? Allora, diciamo che spaziamo, la maggior parte sono inediti, quindi cerchiamo di portare sempre la nostra musica live e abbiamo già tanta roba, tanta carne al fuoco, tanti brani nostri pronti che sperimentiamo live, la usiamo anche come un modo per verificare se il nostro brano funziona. Quindi noi lo scriviamo, lo sistemiamo, lo portiamo live e vediamo come reagisce il pubblico. E ci serve un po' come termine di riferimento. Ogni tanto portiamo anche qualche cover, qualche pezzo, magari qualche classicone tipo Folle Città della Bertè,
piuttosto che invece qualcosa di più moderno come Itens dei 21 Pilots, quindi cerchiamo di spaziare anche sulle cover, ma principalmente i nostri inediti. E sì, questo. Mi hai fatto venire voglia di venirvi ad ascoltare, insomma. Senti, c'è qualche data da snocciolare o diamo appuntamento proprio sui social cercando Nova Blue, il gruppo? Allora, no, adesso la prima data che abbiamo, d'estate adesso ci rilassiamo un attimino, però continuiamo a fare live. Adesso abbiamo il 23 luglio a Busto Garolfo, ci hanno invitati a questa festa e suoneremo lì. Tutti invitati ovviamente, poi ovviamente si troveranno tutte le specifiche sui social che hai gentilmente ripetuto, e ovviamente tutti gli aggiornamenti saranno eccoli su Instagram. Cercate popolo di Radio Libertà, cercate Nova Blue su Instagram, che abbiate 20 anni o anche di più, perché secondo me vi vengono ad ascoltare non solo ventenni, è vero? Assolutamente. E quella è la cosa poi che fa più piacere, perché vuol dire che state intersecando dei desideri che non vengono accontentati dall'altra musica, quella che viene pompata sulle solite radio, per cui significa che state veramente entrando nei gusti della gente, perché la gente ha dei gusti e non viene accontentata dai soliti artisti che vengono proposti chiaramente a pagamento dalle varie radio importanti, ed è un giochetto interessante, sai, che potrebbe portarvi molta fortuna. Allora Chris, ci diamo appuntamento certamente nei live per sudare insieme, sentire l'odore di questo gruppo, ma se volete continuare intanto a seguirlo, andatevi a cercare questa Muoio di fame e magari scoprirete anche questo signore, questo ragazzo che a un certo punto è entrato e penetrato nella scena in mutande facendo il pazzo, e magari lo troveremo anche nei live. Chris, chi lo sa? Assolutamente, è sempre in prima fila ai live, è sempre in prima fila. In mutande, perfetto. In mutande. Signori, non sempre, ma capita. E poi fa caldo, almeno un costume da bagno, tiriamoli fuori sti costumi. Grazie Chris, un saluto alla band, Grazie buona mille, musica. Grazie mille a voi. Ciao. Grazie mille, a presto. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ciao Sammy, di Amorelli però che il Corriere della Sera fa gli stessi numeri che faceva il Corriere dei Piccoli anni fa. Ciao. È vero. Abbiamo ospitato il sottosegretario Alessandro Morelli questa mattina tra le 9 e le 9:30. Ed è vero che ormai anche i giornaloni non vengono più letti. Vero è comunque che per raccontare cosa sta facendo questo governo sembra il colmo. Bisogna mettere su questi giornaloni, che ormai non sono neanche più tantoni, annunci a pagamento. E discutevamo appunto con Alessandro Morelli questa mattina su quello che sta facendo il governo in campo delle infrastrutture, dei treni, dei ponti, eccetera. Un annuncio a pagamento sul Corriere, perché altrimenti i colleghi giornalisti, quelli professionisti, di queste cose non ne parlano. Chissà come mai, vi viene questo dubbio? 11:50 signori, oggi abbiamo anche tutto un magna subito dopo mezzogiorno, ma intanto certamente tantissimi messaggi arrivati al 340-6709-659, i tanti che vogliono il film razzista, quello vietato in Europa e non ancora uscito, ma non uscirà mai in Italia. Ve l'ho inviato anche perché noi ci chiamiamo ancora per il momento Radio Libertà, sebbene magari anche un po' vigilata, però Citizen Vigilante, si chiama appunto così, questo film razzista e sicuramente un po' fascista, è un Charles Bronson in versione 2026 che si incazza
perché qualcuno fa cose molto gravi e si prende delle rivincite non belle, assolutamente non belle, non da emulare, però a volte pensiamo, bisogna giustamente pensare. Dicevo, i WhatsApp al 340 6709 659. Fatelo, memorizzate questo numero soprattutto per i nuovi ascoltatori che magari ci hanno scoperto in vacanza schiacciando i bottoni della loro nuova radio o dell'autoradio. Se avete un'auto recente, ricordatevi che oltre alla banda FM, oltre alla banda M, c'è la banda DAB, dove trovate un fracco di radio che mai pensavate esistessero, quella che fa rock, quella che fa country, quella che fa disco music, quella che parla, e siamo noi. Memorizzate il nostro numero perché vi serve in qualunque momento del giorno o della notte per raccontarci una cosa, una notizia, per farcela vedere inviando anche un video. 340 6709 659. Diventate dei veri e propri giornalisti e non è male. La Fornero deve leggere bene i numeri, faccia la differenza tra quello che versano gli immigrati e quello che ci costano e vede che mega differenza c'è. Hanno pubblicato i numeri e sono da paura. Scrive qualcuno riguardo l'intervista che vi ho letto questa mattina, intervista più che intervista, articolo della Fornero, naturalmente sul quotidiano La Stampa. Stamattina voglio sognare, ma io godrei a vedere la Meloni come presidente. Pensa come si mangerebbero il fegato a sinistra. Solo sta bene all'economia e non vi azzardate a toccare Borghi per Milano perché Borghi è toscano, adottivo ma toscano e non si tocca, è nostro, scrive qualcuno, naturalmente immagino dalla Toscana. E ancora WhatsApp al 3406709 vediamo un po' cos'altro ci hanno scritto. Qui mi richiedete tutti quanti il film, certo, ve lo invio, abbiate pazienza, poi naturalmente lo si trova anche su YouTube, so che molti magari non hanno occasione di girare, si trova facilmente anche su YouTube, un po' più difficile magari trovare la lingua inglese, lo trovate in tedesco, eccetera, eccetera. E comunque, ripeto, un film Citizen Vigilante da tenere presente perché è un qualche cosa che purtroppo dobbiamo stare attenti, ma potrebbe anche accadere. Matteo Salvini a Firenze, 3 luglio, dopodomani, ore 18, inaugurazione della nuova sede della Lega, quella di Firenze. Inaugurazione della sede Lega Toscana a Firenze, 3 luglio, ore 18. Arriva Matteo Salvini in via Pistoiese numero 168. Firenze, nuova sezione, nuova sede per la Toscana della Lega. Appuntamenti da non scordare targati Lega, chiaramente li trovate sul sito legaonline.it, visitatelo perché qui trovate anche tutti quegli eventi televisivi con la Lega e chiaramente la possibilità di sapere in anticipo e di inoltrare. Ma se siete nella zona di Alessandria, questo non si può perdere. 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba, in provincia di Alessandria, la 31esima festa della Padania fritto misto, signori. Grazie alla sezione Alto Monferrato della Lega arriverà anche Matteo Salvini. 3, 4, 5 luglio, Capriata d'Orba, Alessandria, festa del fritto misto. E io qua chiaramente non aggiungo altro perché ci viene fame solo a pensarci. In anticipo, ma meglio segnarlo, sabato 18 luglio arriva Matteo Salvini a Imbersago. Qui siamo nella Brianza Lecchese, alla Lumbar Fest, 29esima festa della Brianza Lecchese. Imbersago, area feste, via Resegone, sabato 18 luglio, ore 21, arriva Matteo Salvini. Cisano Bergamasco, Lega Puntida Fest, dal 15 al 19 luglio siamo in via Dorando Pietri e anche qui, signori, ode alla cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar, tombola e ruote tutte le sere, gli interventi politici, insomma,
la festa tradizionale della Lega, dal 15 al 19 luglio presso l'area feste Cisano Bergamasco, Lega Puntida Fest, naturalmente da non mancare, anche perché, ragazzi miei, alzare il culo dal divano ogni tanto è il caso. Da prenotare, 4 e 5 settembre è la prima festa provinciale della Lega a Livorno, Toscana, per l'esattezza a Donoratico, in provincia di Livorno. Lega Summerfest, autonomie e libertà, perché succede qualcosa riguardo l'autonomia, lo previsto da Mago Varin sta per accadere. Che figura di merda, se non accade. Donoratico Livorno, 4-5 settembre, prima festa provinciale Lega Livorno. Dibattiti con ministri, sottosegretari, parlamentari della Lega e del centrodestra, musica, ristorante e bar, ma soprattutto wow, possibilità di soggiorni al mare, paradiso della costa degli Etruschi. Quindi pensate se c'è la possibilità di farvi un weekendino 4 e 5 settembre, perché no? Chiaramente contattate l'organizzazione della Lega Livorno per saperne di più. Qua mi fermo, certamente ho finito il tempo e anche il fiato, ma ritorno perché oggi è mercoledì e abbiamo il terzo tempo. Arriva È tutto un magna tra pochissimo, il tempo di un caffè e ritorneremo insieme. A tra poco.